Al Senato è in corso il voto di fiducia al decreto Cura Italia che stanzia 25 miliardi per l'emergenza. La maggioranza rivendica l'operato del governo, centrodestra all'attacco e dice solo un bluff. Alessandro Gamberi. A nome del governo, autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia. Il decreto Cura Italia arriva in aula alle 12.30. Il governo pone la fiducia dopo che in mattinata era slittata la bollinatura del testo, pieno sostegno dei 5 Stelle al provvedimento con le prime misure anticrisi. Che rafforza la sanità e sostiene lavoratori e famiglie. Nel frattempo le imprese potranno accedere a maggiore liquidità grazie alla garanzia dello Stato. Le polemiche in questo momento non ci interessano. È l'Europa ora che deve capire che si vince o si perde tutti quanti insieme. Il PD ragiona su una transizione a rischio controllato e punta il dito contro Salvini e Meloni. I nemici dell'Italia non sono le istituzioni europee ma i loro alleati nazionalisti. Oggi al Senato approviamo il Cura Italia, è il primo provvedimento importante messo in campo dal governo, 25 miliardi per aiutare gli italiani in questa crisi sanitaria ed economica, solo il primo perché ne stanno arrivando altri. Dall'opposizione solo propaganda, dice Leu. Nencini, Italia Viva PSI chiede più liquidità per le imprese, la Lega attacca frontalmente governo e istituzioni europee. Amaste o diceste di amare l'Italia un tempo, cosa vi vieta oggi di aiutarla? L'obbedienza a un paradigma farlocco che è già stato spazzato via. Meloni, Fratelli d'Italia, chiede di fermare la propaganda sulla riapertura. Ovvio che lo vogliamo, spiega, ma non possiamo vanificare gli sforzi fatti. Berlusconi, critico sulla fiducia al Cura Italia, ci costringono a non votarlo. Non possiamo essere complici di un governo che non dà i soldi che promette alle famiglie e alle imprese e che rimanda le tasse di soli 2 mesi. Il governo su questo si assuma tutte le sue responsabilità.